intanto grazie dell'invito, grazie per Luigi Ancilotto per avermi contattato per questa manifestazione. Io l'ho seguita solo parzialmente questa mattina, adesso ho sentito l'ultimo intervento molto interessante del dottor Bonetto. Allora, io parlo di cose un po' diverse, nel senso che non sono un tecnico del turismo, ciò che faccio, ciò che fa la Team Commission non è strettamente legato al turismo, ma ha tra i vari fini le ricadute turistiche. Quindi adesso cercherò di spiegare esattamente in che cosa consiste. Direi che la chiave di tutto è ciò che si diceva prima, ciò che menzionavi anche tu, ovvero questa idea di aggiungere delle narrazioni, cioè raccontare i luoghi con altri strumenti, con un altro, come dire, proprio con un altro filo narrativo. Allora, intanto che cos'è una Film Commission? Non è scontato che tutti sappiano che cosa sia una Film Commission. La Film Commission è un organismo regionale, nella più parte dei casi si tratta di fondazione, noi siamo una fondazione che ha un socio unico che è la Regione Veneto, e che cosa si occupa? Si occupa del coordinamento della filiera cinematografica audiovisiva, dell'attrazione di produzioni e della promozione del territorio, ed è questa la cosa che più ci interessa. Coordinamento della filiera, diciamo che da una ventina d'anni esistono le film commission in Italia, hanno iniziato a esistere, il Veneto arriva tra le ultime, nel senso che mancano ancora un paio di regioni italiane. Però diciamo tra le grosse regioni il Veneto era l'unica che ancora non si fosse dotata di una film commission. E sono dei punti di riferimento che, diciamo così, aiutano sia le produzioni locali sia le produzioni che vengono sul territorio a risolvere problemi di carattere pratico. Quindi da un lato c'è tutto questo aspetto di lavoro con le produzioni, di lavoro con i set, e dall'altro lato c'è l'aspetto di promozione del territorio, cioè di cercare di utilizzare gli strumenti dell'audiovisivo, del cinema e dell'audiovisivo, per audiovisivo si intende diciamo, la TV e le piattaforme ormai, in chiave sì turistica, ma non solo, perché insomma, il mondo della comunicazione legato a cinema e audiovisivo è qualcosa di molto più ampio. Come farlo? Allora, intanto la fondazione ha le sue competenze, ha insomma, il suo modo di muoversi e di avere rapporti con le produzioni, da un lato, e dall'altro lato la regione si è dotata di un fondo di sostegno per la produzione. Piccolo passo indietro, molte regioni italiane si dotano di fondi specifici sulla produzione proprio per essere più attrattive per le produzioni che vogliono venire a girare sul territorio. Detta molto male, negli ultimi anni è sempre più una condizione sine qua non avere un fondo, specie per le grosse produzioni. Quindi la Regione Veneto negli ultimi 2 anni è riuscita a stanziare su fondi Porfesere 8 milioni di euro per lungometraggi, serie TV, documentari, cortometraggi e animazione, quindi praticamente tutti i generi. E nell'ultimo bando erano 5 milioni, erano 3 milioni sul 2018 e 5 sul 2020. Diciamo che è diventato un polo di sostegno regionale tra i più importanti in Italia. Altra piccola specificazione, diciamo che l'origine dei fondi pubblici, dei soldi pubblici dati alla produzione in Italia è principalmente centrale, cioè il Ministero, e regionale, quindi su fondi, come dire, su capitoli regionali o appunto fondi Porfese, ma delle regioni. Quindi se vedete un film che è girato in tante regioni, fate attenzione ai titoli di coda o di testa e vedrete quasi sempre che sono stati sostenuti dalle regioni che li hanno ospitati. E qui torniamo al discorso iniziale. Questo bando Porfese della regione Veneto è un bando che ha una forte vocazione cineturistica. E qua si apre insomma, il capitolo che più ci riguarda, cioè quello del turismo legato al cinema e all'audiovisivo. Di che cosa si tratta? Il cineturismo è, diciamo così, il fenomeno di attrazione di turisti attraverso le location dei film. Dico
cineturismo e videoturismo e teleturismo, perché ovviamente questo tipo di fenomeno si può declinare sia dal punto di vista strettamente cinematografico, cioè dei film di lungometraggio, in primis, ma sia anche legato alle serie. Quindi esistono vere e proprie campagne di cineturismo legate proprio agli operatori turistici, cioè agenzie che promuovono la visita di location, di serie di successo, di film di successo, è estremamente incentivato negli ultimi anni proprio questo aspetto, specie su base regionale, di legare l'idea di produzione cinematografica e rappresentazione del territorio a una ricaduta turistica. Il Veneto ha puntato molto su questa cosa, forte di un territorio che oltre che molto storico, cioè città d'arte, Venezia ovviamente, territorio molto vario, questo anche è una cosa estremamente peculiare del Veneto, e parlo vario dal punto di vista morfologico, no? Dalle montagne, al mare, al fiume, al lago, colline, e così via. Allora, quali sono, diciamo, le chiavi del cineturismo? Ce ne sono diverse, in realtà anche lì non esiste una ricetta unica, onnicomprensiva per una sorta, come dire, per una produzione cineturistica di successo. Sicuramente c'è da un lato la promozione della bellezza delle location, questo ovviamente è qualcosa di estremamente attrattivo. Pensiamo per esempio a titoli di successo per stare in Italia come il citatissimo Montalbano, no? Questo, come dire, è uno dei classici casi di cineturismo positivo che ha fatto scoprire dei borghi in Sicilia, tra l'altro il paesino in cui si svolge Montalbano è di fantasia, quindi, come dire, si è fatta una comunicazione sopra per far scoprire i luoghi in cui era veramente girato, si svolgevano veramente le vicende di Montalbano. Ma non solo questo, cioè, come dire, non basta rappresentare una bellezza, un territorio bello. Io sono convinto di questo, perché secondo me è molto limitante. L'Italia è in gran parte un paese molto bello, ma questo non genera automaticamente cineturismo. Sicuramente, e lì entra anche in gioco il lavoro di una film commission e di un fondo, la qualità del progetto, la qualità di ciò che viene realizzato ha un ruolo determinante, cioè la forza drammaturgica, il coinvolgimento, cioè il legame tra l'opera e gli spettatori che si viene a creare, e quindi proprio la costruzione di un immaginario, sono, a mio avviso, determinanti proprio nel successo di un'opera che si voglia, diciamo così, di ambizione cineturistica. Vi faccio un esempio, allora, Joker, no, che tutti conosciamo. Adesso parlo ovviamente di un film di dimensioni molto più grosse dei film medi italiani, un film americano, con un tipo di comunicazione molto diverso, con un attore strafamoso. Però la famosa scalinata in cui vanno tutti a fotografarsi, no? In un luogo assolutamente, come dire, non turistico di New York, non è, come dire, non è un posto che brilla per bellezza quello, però è legato a un immaginario che lo rende molto forte. Quindi insomma, diciamo che a mio avviso ci sono un po' questi due piani di cui tenere conto, cioè quello della bellezza, quindi rappresentare luoghi belli, quindi valorizzarli e che siano di richiamo, e dall'altro lato quello di costruire e giocare, diciamo, sull'immaginario. Aggiungo che il cineturismo ha degli aspetti non irrilevanti, non trascurabili di criticità, perché ci sono diversi casi, adesso non citerò, però di cineturismo negativo, nel senso di luoghi che magari non sono adatti in qualche modo ad accogliere, non hanno come dire, strutture sufficientemente solide per accogliere un turismo di massa, che proprio in virtù del grande successo che magari una serie televisiva o un film hanno, si ritrovano invase di turisti. Il fenomeno dell'overtourism legato al cineturismo, per esempio, è uno degli aspetti negativi di cui bisogna tenere conto. Ed è proprio lì anche che una film commission e in generale gli organismi che erogano servizi e fondi ai film sui territori dovrebbero intervenire, o perlomeno dovrebbero avere l'ambizione di intervenire. Quindi diciamo,
abbiamo questi due livelli più, come dire, questo aspetto negativo di cui tenere conto. Il cineturismo più virtuoso, in qualche modo, è quello che si rivolge, a mio avviso, o che tocca luoghi che non hanno già, diciamo, una narrazione turistica, per tornare al termine che hai usato all'inizio, cioè far scoprire dei luoghi e anzi valorizzarli, generare ricchezza e benessere, eccetera. Allora, tutto questo per dire che noi lavoriamo come Film Commission anche in questa direzione. Qual è, come dire, il nostro fine? Il nostro fine, che io ritengo strategico in questo senso, è farsi trovare preparati. Mi spiego meglio. Come una regione bella, storica, morfologicamente molto varia, può essere attrattiva per chi deve girare. Può essere attrattiva nel momento in cui ci sono i professionisti che in grado di supportare, di intervenire in una produzione, cioè le maestranze, cioè un luogo in cui il personale che serve per la produzione cinetelevisiva è formato. E infatti la Film Commission, da che è insediata, lavora sia come interfaccia con le produzioni, sia anche proprio nella progettazione di programmi di formazione. Quindi tutto questo aspetto fa parte delle mission della Film Commission. Non è una cosa così scontata, considerate che molto spesso capita che le produzioni italiane, e per le produzioni italiane quelle grosse, poi la maggior parte sono produzioni romane, vengano con quasi tutte le maestranze da casa. Questo bando di cui vi parlavo, questo bando della Regione Veneto, per esempio, riconosce punteggio, come quasi tutti i bandi regionali, alla spesa per maestranze locali. Quindi, ovviamente tutte le regioni, quando mettono in piedi un bando di sostegno alla produzione, richiedono anche una spesa sul territorio, no? Come vincolo, e l'impiego di maestranze locali. Un altro aspetto fondamentale è la mappatura delle location. Ora, le Film Commission devono conoscere a menadito le location del territorio, e per location parlo di sia proprio gli spazi, i paesaggi, diciamo così, sia anche tutto ciò che è struttura in cui si possa girare. Non solo le strutture, tra virgolette, belle, non soltanto le dimore, i musei e così via, ma anche tutto ciò che magari non a prima vista bello, ma funzionale a un racconto. Può essere una fabbrica dismessa, può essere una periferia magari anche degradata, ma non è questo l'importante. Però è fondamentale che la Film Commission abbia una mappatura delle location. Da un lato. Dall'altro lato è fondamentale che la Film Commission sia in grado di fornire i servizi, ciò di cui parlavo all'inizio, cioè da un lato disbrigo di pratiche burocratiche, o comunque aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche, specie per chi viene da fuori, regione, deve andare a girare in territori magari provinciali, magari non in capoluogo, normalmente ci si rivolge alla Film Commission, che ti mette in contatto con chi di dovere, chi sapendo quali sono gli uffici deputati nei suoi vari territori, sono in grado di aiutare le produzioni e sveltire così insomma, tutta quella parte, tutto l'espletamento della parte, come dire, permessistica. Servizi che sono anche servizi di logistica, di consulenza. Considerate che una produzione media sposta 50 persone magari, una produzione medio-grande sono magari 100 persone, per non parlare poi dei set, quelli insomma di grosse produzioni. Comunque si parla di tantissime persone. Adesso lasciamo perdere questo momento del Covid per un attimo, astraiamoci un attimo dalla situazione attuale in cui c'è tutta anche la questione di gestione dell'epidemia, dei tamponi e così via. Però si parla proprio di un'invasione magari di un paesino di decine e decine di persone. E poi tutto l'aspetto anche di consulenza, sia sulle maestranze e sia sulle location. In tutto ciò entrano in gioco i rapporti territoriali, ad esempio la Film Commission è proprio di oggi un comunicato stampa che abbiamo diramato un protocollo d'intesa che abbiamo fatto con Confturismo e Federalberghi per
sia l'accoglienza delle troupe, sia anche per l'utilizzo di strutture che fanno capo a queste associazioni di categoria da parte delle troupe che volessero venire a girare in Veneto. Rapporti con le DMO, ho constatato nei nostri incontri con le DMO locali venete un grande interesse per il lavoro della Film Commission di coordinamento, e sono tutti disponibilissimi nel fornire servizi e nel voler fare accordi proprio per la promozione dei micro territori all'interno della regione. E comunque sia, la Film Commission, proprio tra i primi soggetti a cui ha guardato, sono proprio questi soggetti che hanno, come dire, deputati alla promozione turistica regionale. Passerei a questo punto, visto che si parlava di location, a farvi vedere questo portale che veniva citato all'inizio, che insomma è il sito della Film Commission. Allora ditemi se funziona il mio share screen. Sta funzionando? Sì, lo vediamo, lo vediamo. Vedete? Allora, bene, tra l'altro, Jacopo, mentre tu sì. C'è una domanda in questo momento che ti giro mentre Vai. Ti chiedono e ci chiedono se ci sono degli studi che mostrano in quanti anni si può c'è un ritorno dell'investimento, cioè se tu puoi citare o se hai riferimenti di studi fatti in passato sul ritorno degli investimenti per la destinazione. Ma prego. Sì, allora ti rispondo subito, così poi procedo a mostrare il sito. Allora, ne sono stati fatti diversi da delle Film Commission e da dei fondi. Il più recente è quello del Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia, che ho letto proprio, mi è arrivato ieri, l'ho letto ieri. E loro non sono una Film Commission, loro lavorano proprio sul fondo, è un fondo che finanzia la filiera locale, quindi solo le società che hanno in sede in Friuli. Ne è stato fatto uno anche molto accurato dalla Film Commission Torino Piemonte e un altro anche dalla Film Commission Friuli Venezia Giulia. Comunque in generale vengono fatte, in generale posso dire che ci sono sempre dei dati molto positivi, molto confortanti, sia sui soldi spesi in termini di sostegno alla produzione, che generano a loro volta ricadute sia dirette, parlo della spesa di alloggio per la troupe, sia indirette, perché ovviamente c'è tutto un indotto da un lato e poi c'è tutto un incommensurabile valore di comunicazione legato alla diffusione dei film e dei prodotti televisivi. Quindi in realtà tutta la parte turistica è sì anche studiata, adesso non è tanto un lavoro delle Film Commission questo, però sì, assolutamente esistono diversi studi, posso anche cercare... Okay. No, grazie, hai dato dei riferimenti utili per approfondire. Allora, tornando a noi, allora questo è il nostro sito. Che cos'è questo sito? È sostanzialmente la raccolta delle nostre attività, e quindi news sulle cose che stiamo facendo, ecco questo è proprio il comunicato stampa di cui dicevo prima, e il fondo della regione di cui si parlava, e i servizi che offriamo, e poi la raccolta dei professionisti regionali, dei professionisti locali, e la raccolta delle location. Allora, considerate che, adesso parto dalle location, che è la cosa che più ci interessa, è essenzialmente un database, come vedete, che raccoglie per tipologia, epoca, provincia e comune. Selezioniamo, adesso questo non hanno alcun ordine se non quello di caricamento, le ultime che vedete. Per esempio, castelli, ville, palazzi, giusto per andare in posti belli. Vedete, ecco, Villa Emo capo di lista, per esempio, visto che si parlava di Padova, siamo in provincia di Padova. Come vedete, si tratta di schede con foto, video, laddove sia disponibile. Poniamo che io sia un location manager, che devo lavorare per una trasmissione televisiva o perché no, per un lungometraggio, sto cercando una villa, ecco, posso selezionare con dei filtri, quindi una villa del 500, qua c'è tutta la spiegazione di che tipo di villa è, ho delle spiegazioni tecniche qua, delle specifiche tecniche utili alla produzione che si deve spostare, perché io arrivo con 2 camion e voglio sapere se ho il parcheggio, vabbè, ovviamente una villa, un castello, è facile che ci sia spazio, però non è detto che ci sia possibilità di pernottamento. Qua per esempio non c'è l'ascensore, per dirne una. Come vedete chiediamo sempre gallery fotografiche il più possibile recenti, dettagliate, in cui si veda bene l'interno. Vedete? Sono tutte foto, insomma,
in cui si capisce di cosa si sta parlando. E ovviamente il tutto ha anche versione inglese, perché una dei nostri fini è l'attrazione, proprio insomma l'ambizione internazionale della diffusione delle location. Questo appunto è la location guide specifico per chi fosse interessato, per i soggetti anche di promozione turistica che fossero interessati a partecipare, che ovviamente l'inserimento delle schede è completamente gratuito e c'è un autocaricamento soggetto alla nostra revisione redazionale, diciamo editoriale, quindi basta loggarsi qua, si entra, si fa un account e puoi scegliere di caricare sia una casa privata, sia, che ne so, un comune o quello che più viene ritenuto. Faccio un brevissimo ancora come dire, overview sulla Production Guide, che è un altro strumento, come dire, di promozione non tanto turistica, ma dei professionisti, quindi la raccolta qua delle società di produzione venete, dei service, quindi insomma tutto ciò che è legato al mondo dei servizi per il set, noleggi, eccetera, catering, quel che è, e poi la parte più grossa è quella dei professionisti, quindi dal direttore della fotografia al fonico, a tutti i professionisti del cinema. Come vedete se ne sono iscritti tantissimi, adesso sono 5 pagine almeno, quindi. Per cui questa è anche un'altra cosa utilissima ovviamente per le produzioni che vengono qui, e per esempio per il fondo di cui dicevo c'è bisogno di inserire professionisti, è essenziale trovarli, perché non è scontato che uno venga in Veneto e conosca tutti i professionisti per ogni settore. Allora, per tornare a quello che dicevo prima, farsi trovare preparati, quindi lavorare sulla formazione, la mappatura delle location, che noi facciamo molto appunto con le DMO e altri soggetti deputati alla promozione turistica, e poi la promozione internazionale, promozione nazionale e internazionale, e lì sta la nostra competenza, cioè individuare i contesti corretti, i contesti giusti, che possono essere quelli dei mercati internazionali, possono essere anche mercati non strettamente cinematografici, può essere anche la ricerca di progetti nei mercati di coproduzione, perché questa è anche un'altra attività che i fondi e le regioni fanno, cioè l'attrazione di progetti che cercano dei fondi e che magari noi identifichiamo come potenzialmente svolgibili, potenzialmente adatti al territorio veneto. Questa è un po', insomma, una panoramica su ciò che la Film Commission fa e che può avere una ricaduta anche turistica. Dimmi. No, non volevo interromperti. No, figurati, arrivo alle conclusioni. Diciamo così, allora, un sistema virtuoso di attrazione turistica, cine-televisiva, è un sistema fatto di questi elementi, questi che, diciamo, sintetizzavo un po' prima: professionalità, facilità produttiva, conoscenze. Allora, professionalità nel senso professionisti formati, che ce ne siano a disposizione, ce ne siano tanti, abbiano un buon background, quindi evitare, cioè il nostro sforzo è evitare che se ne vadano a lavorare a Roma, oppure se vanno a lavorare a Roma cercare di farli tornare indietro perché hanno acquisito competenze. Facilità produttiva, che non diventi una giungla burocratica, non diventi un incubo dover girare sul nostro territorio, e questo è anche la nostra sfida, e quello lo si fa con i comuni, lo si fa anche con le DMO, quindi è tutto un dialogo ed è diverso su ogni microterritorio. Parlo di un diverso tipo di rapporto, sono diverse convenzioni e sono spesso anche diversi i soggetti con cui ci relazioniamo. E infine le conoscenze, cioè dobbiamo avere conoscenza il più possibile dettagliata di ciò che offre il territorio e come dire, si possa declinare il territorio attraverso l'audiovisivo. Ecco, secondo me questo cocktail, appunto concludo, è il cocktail virtuoso di un sistema di attrazione cineturistica.